Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Prealpina, oggi sabato 31 maggio. Sale anche a Varese l'attesa per la finale di Champions League. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera, fischio d'inizio alle 21 per il match Paris Saint-Germain-Inter. Questo pomeriggio il nostro direttore Silvestro Pascarella ha intervistato il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, collegato telefonicamente da Monaco di Baviera con Piazza Libertà, dove è stato allestito un maxischermo in vista della partita. 3 anni fa, di questi 11 che vanno in campo, 7 hanno già disputato la finale a Istanbul, quindi sono dei professionisti seri che non hanno bisogno di ulteriore motivazione, sono già motivati di per sé, sanno che la maglia che indossano è una maglia importante, che c'è il mondo che li sta guardando, che c'è una parte del mondo di tifosi interisti che li vuole supportare, sorreggere anche dal punto di vista proprio dell'affetto. Quanto conta la sua varesinità in questi momenti clou della sua carriera? Beh, conta per il fatto che ho imparato molto a fare il dirigente professionista. Sicuramente è una professione e tutte le professioni partono con un grande entusiasmo da parte di chi la fa e poi con una competenza che si trasforma anche in esperienza col passare del tempo. Io ho avuto la possibilità di crescere, farmi le ossa, come si dice in quel di Varese, con degli ottimi maestri, con un contesto sportivo di grande maturità, di grande cultura sportiva, quindi direi ho avuto abbastanza vita facile poi nell'affrontare altre esperienze come quelle dell'Atalanta, della Sampdoria, del Venezia, della Juventus e ora dell'Inter. Quindi voglio dire, il bagaglio, l'esperienza che avete fatto a Varese è stata non solo propedeutica ma anche direi utile per il mio cammino. E passiamo alla cronaca, sempre varese. In via Santimerio una lite in un appartamento tra due stranieri è finita a coltellate. Uno è rimasto ferito ed è stato portato in pronto soccorso, l'altro si è dato alla fuga. Sul posto è intervenuta la polizia, il servizio della redazione. Lite con accoltellamento nella prima mattinata di oggi in via Santimerio, a Varese, teatro dell'aggressione, un appartamento del condominio al Civico 21 nei pressi della farmacia. Due i protagonisti, a quanto pare entrambi di nazionalità salvadoregna. Uno, il ferito, è stato trasportato dall'ambulanza del 118 al pronto soccorso del Circolo, in codice giallo, con lesioni al volto fortunatamente non gravi. L'altro invece è scappato prima dell'arrivo della polizia e dei soccorritori. Sul posto per gli accertamenti e le prime indagini gli agenti della squadra volante e la sezione scientifica della questura. Pochi giorni fa una lite con coltellate tra un ivoriano e un nigeriano alle bustecche si era conclusa con l'arresto del primo per tentato omicidio. La tragedia ha costato la vita alla donna di 79 anni, Paola Abis, travolta e uccisa ieri a Besozzo da un'auto parcheggiata senza freno a mano tirato che si è mossa in retromarcia. La polizia cerca testimoni che abbiano assistito all'incidente. La proprietaria del veicolo è indagata per omicidio stradale. Il servizio è di Massimiliano Martini, le immagini di Stefano Benvenu di Agenzia Blitz. Cercasi testimoni. La polizia locale di Besozzo chiede la collaborazione dei cittadini all'indomani dell'incidente costato la vita a Paola Abis, la donna di 79 anni di Castiglione Olona, investita venerdì pomeriggio da un'auto che dal parcheggio di via 25 aprile si è improvvisamente mossa senza conducente e ha percorso una cinquantina di metri in retromarcia. Abbiamo diversi testimoni che hanno visto l'auto in movimento, dice la comandante Monica Bossi, ma cerchiamo qualcuno che abbia visto la macchina negli istanti immediatamente precedenti e quando è iniziata a muoversi. L'ipotesi principale è che l'auto non avesse il freno a mano inserito o che comunque questo non abbia funzionato correttamente, ma qualche testimone oculare del momento in cui il veicolo si è mosso è fondamentale per escludere che la vettura non sia partita all'improvviso a causa di qualche urto o vibrazione. Da qui l'appello dei vigili. Chiunque abbia visto qualcosa di utile contatti il numero telefonico 337 112033. La proprietaria della Suzuki è ora indagata per omicidio stradale. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia sulla vittima, che era appena uscita dall'agenzia immobiliare in cui lavora la figlia. A Legnano, in piazza San Magno, il presidio Un fiore per Basilica, in ricordo della 35enne romena vittima di femminicidio. Il sindaco Lorenzo Radice ha detto: «Mi fa piacere vedere qui tanti uomini». Il servizio è di Laura Defendi,
Le immagini di Loris Marini di Scattografia. Piazza San Magno, un venerdì pomeriggio per dire tutti insieme no alla violenza. Noi lo abbiamo fatto con il sindaco Lorenzo Radice. Ho proprio detto prima, ho voluto parlare agli uomini. Queste manifestazioni anche in passato le abbiamo fatte, di solito c'è una netta prevalenza femminile. Oggi in piazza c'erano tanti uomini e questa è una cosa che da un lato mi dà una spinta, un segno di speranza. Quello che ho voluto dire da Lorenzo è che sono profondamente convinto che o riusciamo noi uomini per primi a cambiare un modello in cui purtroppo siamo cresciuti, è inutile girarci intorno, un modello in cui sei uomo, sei maschio in quanto possiedi la casa, possiedi la macchina, possiedi la donna. O noi riusciamo a rompere questo meccanismo perverso e capire che non è questo essere uomini, è molto altro, o noi non riusciremo mai a trasmettere ai nostri figli, ai nostri colleghi, ai nostri amici il fatto che quello che continua a succedere non deve più succedere, saranno solo parole. O riusciamo a cambiare il nostro modo di vivere o saranno solo parole. Oggi ho visto una città, anche nella sua componente maschile, che ha voglia di provare a fare questo cambiamento e questo mi lascia sperare tanto. Questa mattina c'è stato il giubileo degli amministratori locali con politici, sindaci e consiglieri comunali che hanno percorso il Viale delle Cappelle salendo al Sacromonte. Le interviste a Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia, a Salvatore Pasquariello, prefetto di Varese, e ad Andrea Cassani, sindaco di Gallarate. Le immagini sono di Angelo Puricelli di agenzia Blitz. È un momento che si colloca all'interno del Giubileo della Speranza e ringraziamo l'Arcivescovo per averlo voluto fare qui a Sacromonte di Varese. Un momento che ci ricorda intanto che la Chiesa cammina con noi, ecco, che chi fa l'amministratore pubblico non è isolato, non è abbandonato, ma svolge una funzione di carità, come quella di chi porta il pacco alimentare, fa una mensa per i poveri, fa un'opera educativa. Anche quello che facciamo noi è un gesto dentro la dimensione della carità. Per me è anche un allenamento, perché poi stiamo anche organizzando un altro giubileo che mi può interessare, quello con le forze dell'ordine, con i militari, con i volontari delle associazioni della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e anche degli Alpini. Insomma, ci organizzeremo per il 27 di settembre. È un momento importante ed è giusto che questo giubileo venga festeggiato anche a tutti gli amministratori pubblici come noi, tanti sindaci, tanti consiglieri, e quindi insomma un momento importante per le nostre comunità e siamo contenti di essere qui a rappresentare i nostri cittadini. La consulta giovani e quella per le pari opportunità di Busto Arsizio si sono incontrate in seduta congiunta. L'obiettivo, a un anno dall'insediamento, resta quello di mettersi al servizio della città con le loro proposte. Enrico Forte. Una giornata molto importante, l'unione di due consulte pari opportunità, consulte giovani, un confronto importante tra la costruzione dei percorsi di vari progetti. Oltre a un resoconto, un bilancio generale sui rispettivi operati, abbiamo anche tracciato un po' la prospettiva per il prossimo anno. Vogliamo assolutamente dare il nostro contributo nell'ambito del disagio giovanile. Noi prendiamo atto che finora il Comune di Busto Arsizio, attraverso la propria amministrazione, non si sia rivolto a noi come interlocutore di quelle che sono le iniziative finora messe a terra. Noi abbiamo colto questa occasione per ribadire la nostra disponibilità, auspicando in questo senso un ripensamento. La consulta pari opportunità negli ultimi mesi ha ideato un progetto, il progetto Mentorship. Si tratta di un ciclo di 10 incontri dove parteciperanno 20 mentor, 10 donne e 10 uomini, che spiegheranno ai studenti, a tutti gli studenti delle scuole superiori, parleranno della loro esperienza lavorativa, della diseguaglianza di genere durante il lavoro. Ed è fantastico vedere i giovani che sono sempre più inseriti all'interno dei contesti istituzionali. Sicuramente avrò modo anche di parlare con il sottosegretario dello sport e ai giovani, che appunto è Federica Capicchi, e gli illustrerò quanto Busto sta facendo e sta portando avanti. E ora un'occhiata al meteo. Fine settimana di grande caldo a Varese con temperature massime già estive attorno ai 30 gradi, ma da lunedì 2 giugno tornerà per qualche giorno il tempo instabile. Le previsioni di Paolo Valisa, direttore del Centro Geofisico Prealpino.
Nella giornata di domenica, 1 giugno, inizia l'estate meteorologica, abbiamo finito la primavera, quest'anno è stata piuttosto tiepida nei mesi di marzo e aprile, complessivamente mezzo grado sopra la norma, anche piovosa. Che estate ora ci aspetta? Possiamo intanto vedere per i prossimi giorni, continueranno per domani le temperature al di sopra della norma stagionale, decisamente estive, con le massime tra 28 e 30 gradi. È ancora soleggiato, avremo però soprattutto verso sera il passaggio di qualche temporale lungo le Alpi che potrebbe interessare qua e là localmente, ma solo in serata le prealpi. Poi la perturbazione passerà un po' più decisamente sul nord Italia nella giornata di lunedì, quindi i temporali saranno più diffusi, soprattutto su Alpi e Prealpi, un po' meno frequenti sulla pianura. Avremo anche un calo delle temperature che si porteranno nei valori massimi tra 24 e 25 delle Prealpi, ma ancora fino ai 28 gradi della pianura padana. L'instabilità continuerà anche nelle giornate di martedì e mercoledì, generalmente soleggiate soprattutto sulla pianura, ma sempre con sviluppo di nuvolosità cumuliforme convettiva su Alpi e Prealpi e la possibilità sempre viva di qualche rovescio temporale pomeridiano. E ora le anticipazioni di quello che troverete domani in edicola, la linea a Fabio Pellaco. Buonasera, sulla Prealpina di domani l'intervista ad Alessandro Petrone, che ha patteggiato nell'inchiesta Mensa dei Poveri e chiede ora la revisione del processo. E poi Mario Mantovani, che chiede un risarcimento dopo la sua assoluzione per i 7 anni in cui non ha potuto svolgere l'attività politica. E ancora 2 focus, uno sui fondi europei, soldi più che raddoppiati negli ultimi 5 anni grazie al PNRR, e l'intervista di Nicola Antonello alla presidente dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri Giulia Guarnerio su come evolve la professione che non è più solo appannaggio degli uomini. Le donne fanno sempre più carriera. Politica, conto alla rovescia per il ballottaggio a Saronno, ma il centrosinistra non chiarisce ancora le alleanze. E poi una storia curiosa da Busto Arsizio: una coppia di infermieri avrà 2 figli in un anno, il loro messaggio contro la denatalità. Infine non perdetevi le pagine dedicate alla salute, al terzo settore e la rubrica Contro Passato Prossimo curata dal professor Orecchia. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina torna come sempre domani alle 19. Buona serata!